Succede alle 31, siamo alle 13:31. Benvenuti e benvenute a tutti, buon primo maggio, questa volta lo viviamo tutti chiusi in casa, purtroppo. Non abbiamo le manifestazioni di piazza, non abbiamo concertoni, non abbiamo condivisione di questo momento che dovrebbe essere di festa, ma che sappiamo essere anche molto difficile proprio per la situazione in generale che stiamo vivendo. Oggi parliamo appunto di lavoro, parliamo di questa giornata e cerchiamo un po' di fare il punto della situazione, di capire in che direzione stiamo andando. Come di consueto non sono da sola, questa volta mi fa compagnia il collega di Eraldo, Paolo Sacchi. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti e buon primo maggio a tutti, ovviamente. Ecco, i nostri ospiti sono le nostre ospiti, questa volta abbiamo due donne a rappresentare due voci un po' diverse ma che si affiancano nel descrivere qual è la situazione del mondo del lavoro italiano. Do il benvenuto a Lucia Perina, segretario generale di UIL Verona. Benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te di averlo accettato, anche perché siamo in un momento molto particolare, ma anche per Will è un anno storico, visto che ha compiuto i 70 anni proprio lo scorso Certamente. marzo. Accanto a te c'è una collega, diciamo, Nadia Pace, le do il benvenuto. Ciao Buongiorno Nadia. a tutti, ciao, buon primo maggio. Buon primo maggio Nadia. Tu porti la voce dei liberi professionisti e dei freelance, come portavoce di ACTA, che è l'associazione dei freelance, una piccola associazione che però c'è già dal 2004 e che si sta impegnando costantemente a portare avanti i problemi del mondo della libera professione e dei freelance che non sono facilmente categorizzabili in un comparto unico, e soprattutto cerca di portare avanti un dialogo e delle sollecitazioni al governo perché venga preso in considerazione nelle scelte economiche e politiche del paese tutta questa fetta di lavoratori. Io comincio però a fare la domanda di rito, se volete, comincio proprio da Lucia Perina. Siamo ormai a quasi a 68 giorni da il primo DPCM che ci ha cominciato a limitare nei movimenti, negli spostamenti per cercare di contenere il virus. A distanza di più di 2 mesi il mondo del lavoro è stato in gran parte bloccato, fermato, e quindi dovremo capire qual è lo scenario nel quale siamo. Soprattutto ti chiedo, a Verona, nel nostro contesto produttivo, qual è la situazione, quali sono le realtà che stanno veramente soffrendo e quelle che invece bene o male riescono a reggere. Ma intanto ribuongiorno a tutti, grazie di nuovo per questa opportunità. Permettetemi tutti di augurare non tanto dei grandi festeggiamenti, ma sicuramente celebriamolo questo primo maggio. Ha bisogno di essere celebrato, dedicato a tutte le persone che hanno continuato a lavorare anche insicure in questi 2 mesi di blocco, di confinamento sociale, quindi è un in bocca al lupo a quelli che ricominceranno magari non in perfetta sicurezza. Poi anche un in bocca al lupo a noi, organizzazioni sindacali, perché abbiamo e stiamo facendo di tutto per essere presenti con questa nuova modalità di confrontarci, ma ugualmente con l'impegno di essere vicini alle lavoratrici, ai lavoratori e anche ai pensionati, ai cittadini tutti. Allora, Verona come si presenta? Si presenta che ad oggi, dal primo decreto e quindi dalla prima decisione del governo di considerare solo le attività essenziali come quelle che potevano continuare la loro operatività, 5.000 domande ad oggi sono arrivate alla prefettura di Verona per poter chiedere la deroga, per poter chiedere un'autorizzazione, per poter lavorare anche se non essenziale. Questo è un dato che fa riflettere sicuramente tutti noi. Di queste neanche 1 migliaio sono state verificate dalla Guardia di Finanza e dallo Spisal. È chiaro che cosa succede? Succede che è una prima riflessione molto rapidamente. Noi tra pochi giorni
vedremo e auspichiamo, per amore del nostro paese, per amore del lavoro, della ripresa, dello stare insieme, del condividere azioni e decisioni, ma con infinita angoscia per una nuova espansione dell'epidemia. Volevo ricordare che la decisione di bloccare le attività non essenziali è nata perché c'era un sistema sanitario al tracollo. Non è nata per fare un dispetto agli imprenditori o perché si vuol male al mondo del lavoro. Ora il sistema sanitario sembra reggere, ma con delle deficienze incredibili, perché le persone, il sistema sanitario che va dal medico, l'infermiere, quello che pulisce le stanze, quello che porta i pasti, quindi tutto il sistema operativo ha subito e sta subendo ancora un sacco di contagiati e anche delle persone che non ci sono più. Quindi questa è la situazione di preoccupazione e di angoscia. Come farlo ripartire questo paese? Ci sono state migliaia di domande di cassa integrazione, l'INPS di Verona comincerà a pagarne una buona parte entro i prossimi giorni, c'è un sistema bancario che ha aderito a un'anticipazione per i lavoratori che lo richiedessero, e però poi il sistema burocratico del nostro paese interrompe tutte queste belle, buone pratiche che però non sono una prassi normale nel nostro paese. Quindi insomma l'auspicio, ecco, è che tutte queste situazioni angoscianti vengano rimosse. Ci sono particolari comparti, e sappiamo che Verona è una città a fortissima vocazione turistica, ad esempio, però è anche una città industriale. Ci sono comparti che riescono comunque a procedere nella produzione e quindi a soffrirne in maniera diversa. Beh, il sistema manifatturiero, come dicevi tu, quindi il sistema industriale, non dico che sia stato pronto, nessuno di noi era pronto a quello che è successo, nessuno di noi poteva immaginare, se non affidandoci a degli esperti che, non per polemica, però mi scappa dalla bocca, uno scienziato dice una cosa, uno scienziato ne dice un'altra, quindi insomma creando confusione, una politica che malgrado sfioriamo i 30.000 morti, litigiosa e divisa tra di loro, però insomma i comparti che soffrono e che soffriranno, a mio avviso, sono proprio quelli del terziario, gli esercenti, gli albergatori, i bar, le pizzerie, i ristoranti, i centri di cura alla persona. Insomma, si fa un gran parlare di tutte queste categorie, però non dimentichiamoci che l'80% del PIL della nostra città è dato e sviluppato da piccole, piccolissime imprese, e saranno quelli che soffriranno di più. Nadia, parlaci invece del mondo dei liberi professionisti, dei freelance. Quando appunto, tornando al famoso 23 febbraio, è iniziata questa fase di stallo e di fermo, è sembrato che proprio queste categorie fossero quelle un po' più agili nell'adeguarsi a una modalità di lavoro che già praticano per statuto, diciamo, per identità, quindi il famoso lavoro da casa. Non parlo di smart working perché non è propriamente tipico dei freelance, ecco, per non creare confusione. Comunque lavorare da casa è abbastanza configurato nella categoria dei freelance. Quindi in un certo senso sembravano la fetta di lavoratori meno aggredita da questa situazione, però sono passati più di 2 mesi. Ci puoi dire qual è la situazione anche per capire in Veneto e a Verona un po' che cosa sta accadendo? Sì, in effetti io affermerei appunto che c'è da parte dei freelance, diciamo, solo una maggior dimestichezza con il lavoro in mobilità o con lo smart working, diciamo con tutta la strumentazione digitale, ma diciamo il tutto si ferma lì. In realtà molti dei lavori tipici dei freelance sono comunque lavori in presenza. Pensiamo solo alle guide turistiche, ai formatori, cioè tutta una serie di lavoratori che comunque lavora in presenza, e quindi diciamo questa situazione ha bloccato da subito un po' tutti, alcuni più, alcuni meno, ma insomma è stata fortemente sentita da tutti.
E comunque anche il consulente, che in teoria potrebbe lavorare a distanza, quindi in smart working, di fatto poi non lo fa mai. Noi, perlomeno parlo di me, ma sento anche molti altri colleghi, ci rechiamo presso l'azienda. Il lavoro di consulenza è un lavoro basato sulla fiducia e sul passaggio di competenze, che implica inevitabilmente il lavoro in presenza. Per quanto riguarda gli effetti di questa situazione, ACTA ha proprio sviluppato 2 sondaggi consecutivi, uno a fine febbraio, diciamo appena si è manifestata tutta la difficoltà della pandemia, e poi un secondo a metà marzo, sì. E diciamo che fin da subito questi sondaggi sono sondaggi su base volontaria, online, che quindi non avevano una valenza statistica, ma fin da subito hanno manifestato, appunto, hanno messo in evidenza questa difficoltà. Quindi fin dalle prime settimane veniva registrato un calo del lavoro. Appunto, come dicevo, alcune figure in maniera più marcata, altre meno, però insomma era molto sentito. Il sondaggio di marzo ha decretato decisamente un'ulteriore difficoltà. Quindi la maggior parte dei lavoratori affermava di non aver lavorato per nulla nella settimana precedente al questionario, quindi insomma le difficoltà sono notevoli. Non ci vedo una tipicità del Veneto o veronese, è proprio una caratteristica di tutti i lavoratori freelance. Fabiana, mi inserisco, se mi permetti, per fare una domanda a Lucia Perina, no? Partendo proprio da quello che sta accadendo in questi giorni, dall'attualità, ovvero dal decreto Cura Italia, che nel giro di 24 ore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è diventato in pratica legge, è entrata in vigore dal giorno successivo, in una semplificazione, se vogliamo, anche del rapporto con le parti sociali, tant'è vero che a livello istituzionale avete emesso una nota in cui avete espresso, diciamo, le vostre perplessità sulla procedura. Chiedo proprio in questi termini, qual è oggi il ruolo del sindacato in una società che viviamo, che paradossalmente è molto liquida, ma soprattutto in questo periodo di emergenza? Ma che la società sia liquida, dovremmo chiedere una mano a Nadia con un sondaggio, col rischio anche di beccarci una bella percentuale altissima che ci dice di essere fuori dai giochi. Io non credo che sia un sindacato liquido, credo che il sindacato però abbia bisogno di essere dentro nelle aziende, deve avere un contatto con i lavoratori, di avere la possibilità di parlare, di ricevere delle critiche anche molto aspre, ma di poter discutere. Ecco, questa modalità da remoto chiaramente è molto più complessa, è molto più difficile, ma non è difficile al punto da non riconoscere che c'è un nuovo attacco da parte del governo, da parte dei legislatori, perché peraltro quel decreto che è uscito quando ormai è in via di scadenza, per fortuna o per loro, come dire, anche un po' di negligenza, lo potremmo recuperare col prossimo. Di certo è che io ricordi, sono circa 35 anni, forse anche un po' di più che faccio questo mestiere, di tentativi di spodestare dalla vera rappresentanza del mondo del lavoro, dalla vera rappresentanza delle organizzazioni sindacali, perché siamo gli unici che possono dimostrare di avere degli iscritti con nome, cognome e codice fiscale. Io vorrei vedere qual è il partito politico che è in grado di dire la stessa cosa nelle quantità che riusciamo a dimostrare noi. Per cui tutti questi attacchi o dimenticanze o equivoci o strumentalizzazioni io le rimando proprio al mittente. Di sicuro le leggi sono importanti, questa va in scadenza tra poco, dovremo ancora essere più attenti e fidarci probabilmente di un po' di meno. Dall'altra parte del tavolo, quando discutiamo dei protocolli
e di come possono essere funzionali gli ammortizzatori sociali, piuttosto che il confronto, la condivisione. Allora, se qualcuno pensa che sia il sindacato che vuole fare in modo che le aziende continuano ad essere chiuse, ha sbagliato bersaglio. Il sindacato vuole che le aziende riaprano, perché il sindacato è dalla parte del lavoro, non dalla parte delle chiusure. Sì, Lucia, sempre parlando, stando in linea con quello che stai sottolineando tu, riferiamoci appunto a questa legge che è stata appena approvata, che mette a disposizione degli strumenti tampone per far fronte ai prossimi mesi. Cassa integrazione ordinaria in deroga, quindi strumenti che potrebbero evitare masse di licenziamenti. Volevo capire da te se questi sono strumenti, visto che insomma le misure sono più articolate di quelle che ho elencato io in questo momento, però guardandole come misure tampone sono sufficienti per il nostro territorio, per dare una risposta un attimo di respiro alle aziende e ai lavoratori soprattutto, quindi bastano per l'emergenza. Te lo chiedo anche in ottica di dispositivi di protezione, perché parlando di sicurezza del lavoro, oggi dobbiamo parlare anche di questo aspetto, di quanto i lavoratori poi sul loro posto di lavoro siano tutelati sul fronte della salute nei confronti del virus. E nella domanda, se quello che manca, perché immagino che mi dirai che qualcosa manca, è dovuto al fatto che siamo in una situazione veramente straordinaria, oppure c'è anche un problema di sistema di impresa italiana di cui dobbiamo tenere conto? Ma guarda Fabiana e tutti voi, insomma, che state seguendo questa discussione, mi auguro in tante, insomma, la ripresa completa comporterà un lavoro impegnativo ai massimi termini dei comitati per l'emergenza che sono stati disposti proprio dai decreti e dai protocolli. Per applicarli, sia una legge che un protocollo, serve agire insieme. Perché la costruzione delle condizioni migliori di un'apertura prevede dei nuovi comportamenti da parte delle aziende, ma anche da parte dei lavoratori. E come dicevi tu, è un mondo che non conosciamo. Ricadute pesanti sia in termini occupazionali, ma anche nelle disparità sociali. Ecco perché mancano le strategie su come sarà il nuovo modo di lavorare. Laddove il sindacato è presente, ha condiviso con la direzione aziendale, col management di quell'azienda, come modificare le turnazioni di lavoro, come considerare le entrate di uscita di lavoro, come anche aumentare l'apertura delle aziende per consentire a un doppio turno e cercare di mantenere la stessa produttività. Allora, si possono prevedere che cosa? Delle richieste di professionalità aperte a un aggiornamento della formazione continua per rimanere su un mercato del lavoro che abbia un potere contrattuale. Ad esempio, ci deve essere una revisione del sistema scolastico, una sinergia con la scuola. Io ho letto ma in numerosi studi che prevedono che nel 2030 ci saranno per forza delle nuove figure professionali e la scomparsa di altre. E questo, se è stato anticipato da questa epidemia, da questa pandemia, noi dobbiamo essere un po' più intelligenti e avere oltre i confini dei ruoli. Ripeto, io volevo segnalare, la ripresa comporta in tutti l'angoscia. Il parrucchiere che vuole aprire, io dico apri, se tu sei in grado di dichiarare e di accertare, di farti accertare che hai tutte le disposizioni in regola, la scelta di venire a farmi i capelli o a farmi la messa in piega è mia. Io in questo momento avrei dei dubbi, ma non perché non sono responsabili i datori di quegli esercizi,
ma perché ha dei costi enormi e lo Stato su questo non ha ancora messo dei quattrini. Quindi sull'aiuto alle imprese perché ripartano non ha messo dei quattrini, perché le banche non li dispongono e i lavoratori riceveranno solo fra pochi giorni, dopo 2 mesi di cassa integrazione, i primi quattrini. Nadia, il problema sentito dai liberi professionisti e dal mondo dei freelance è da un altro punto di vista, anche se poi i problemi ce li abbiamo tutti in maniera abbastanza uniforme. La cosa che aveva colpito l'opinione pubblica, soprattutto i diretti interessati, è stato che all'inizio delle prime disposizioni, i primi interventi hanno subito parlato di partite IVA e settore degli autonomi, istituendo questo bonus una tantum di 600 euro, al quale ovviamente si sa, non tutti sono riusciti ad accedere, ci sono ancora delle situazioni in stallo da sbloccare, però è stato un segnale molto netto, cioè il governo ha dato un segnale chiaro che proprio questo comparto è stato ritenuto strategico o comunque da sostenere fin da subito. So che la tua associazione lavora da tanto tempo su questo fronte per proprio fare pressione culturale sulle istituzioni. Quindi da un lato sì, avete fatto un po' centro come categoria, da quell'altro voi chiedete delle altre misure e non lo scivolamento di pochi giorni per gli obblighi dei versamenti che erano già stati calendarizzati. Quindi ti chiedo, mi fai un po' la posizione di ACTA, quali strumenti chiede al governo, che tipo di interlocuzione sarebbe necessaria fare per attivare degli strumenti che siano adeguati? Sì, esattamente. Questo bonus è stato un ottimo punto di partenza, diciamo in parte anche inaspettato, cioè essere presi finalmente in considerazione è stato un ottimo risultato. Allora, quello che chiediamo è che non rimanga un una tantum, ma che si estenda, come penso già si sta pensando di fare, si estenda almeno per altri 2 mesi, quindi prevedere una copertura di 3 mesi. Ma l'argomento davvero importante e strategico per noi è quello proprio della posticipazione delle scadenze fiscali, perché come molti sanno, molti di noi hanno, cioè, diciamo, la nostra vita diciamo, lavorativa è scadenzata dagli acconti che paghiamo, quindi noi le imposte le anticipiamo molto spesso e sono, diciamo, anticipi corposi nella maggior parte dei casi, quindi calcolati sempre sul fatturato dell'anno precedente. E molti di noi, anzi tutti noi, diciamo, ci organizziamo dal punto di vista economico, dal punto di vista di flusso di cassa per far fronte a queste necessità. In questa situazione del tutto particolare stiamo utilizzando letteralmente gli accantonamenti fatti nel periodo precedente, quindi stiamo utilizzando questi acconti per vivere, per mangiare e molto probabilmente se le scadenze rimangono quelle solite o posticipate di qualche giorno non ci aiuta per nulla e quindi io credo che molti di noi non saranno semplicemente in grado di pagare le imposte e non lo faranno, semplicemente tutto qui. Paola, apri il microfono. Vediamo sì, che fa prima. Eccomi, no. Guarda, colgo l'occasione per sollecitare Nadia Pace da un intervento da parte di una nostra ascoltatrice, Valentina, che parla di scuole lavoro. Parlo qui in questo caso delle donne freelance, no? Delle libere professioniste che a volte loro malgrado sono costrette a aprire la fatidica partita IVA per potersi regolare meglio dal punto di vista della flessibilità, cosa che magari lavorando in azienda strutturata da dipendenti non hanno la possibilità di fare. Viviamo in un momento in cui i supporti alle famiglie, inteso come scuola, centri educativi, sportivi, attività extrascolastiche, sono in pratica ferme. Che tipo di rischi vede Nadia Pace all'orizzonte di questa situazione per le donne lavoratrici con partita IVA?
Il rischio è quello di arretrare di decenni, praticamente sì, perché tutto il lavoro di cura, tutto il lavoro domestico, diciamo, è sempre ricaduto culturalmente sulle donne e in questo momento, a maggior ragione in questo momento, teniamo presente che le donne, è normale, diciamo, è risaputo per quanto riguarda il lavoro dipendente, ma anche nel lavoro autonomo le donne fanno fatica a farsi riconoscere i compensi a livello maschile e soprattutto poi hanno magari anche situazioni contrattuali più disagiate, più insomma sfavorevoli e questo le porta già naturalmente a ragionare sulla continuità, sulla loro continuità lavorativa. E questa crisi non fa altro che peggiorare la situazione, quindi molte di noi si chiederanno quanto riescono a lavorare effettivamente. Sì, questo problema del mondo del lavoro al femminile, quindi parliamo delle lavoratrici perché comunque sono una fetta importante del settore produttivo italiano, ma sappiamo anche che ancora purtroppo nel nostro paese sono relativamente poche le donne impegnate in maniera continuativa nel lavoro. Vedo Lucia, non so se è ancora in collegamento, se ci sente. No, vedo il collegamento fermo. La domanda era rivolta anche al mondo del lavoro dipendente e del settore pubblico e privato, quindi per chi è regolarizzato da un contratto e ha un ruolo da dipendente. Penso che più o meno la situazione complessa la vivono anche i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, perché il problema dei congedi parentali che sono previsti dalla legge attualmente si coprono, sono stati estesi a 15 giorni per entrambe le figure dei genitori, con un contributo economico abbastanza significativo, ma sicuramente non sufficiente rispetto agli stipendi che le persone percepiscono. Quindi sento, Nadia, parlo con te perché non sono sicura che Lucia ci possa sentire in questo momento. Dicevi che appunto il problema del fare un salto indietro, anche per le libere professioniste, è sicuramente un problema esistente, concreto. Certo è che la libera professione spesso una donna la sceglie perché apparentemente le permette di conciliare un po' entrambi gli impegni, quindi la vita privata e la vita professionale. Pensi che non ce la faremo? Da questo punto di vista sarà troppo pesante gestire entrambe le cose. No, diciamo che poi dipende, allora io sono ottimista per natura e in questo caso per necessità anche. Allora è anche vero, allora sì, vedo alcune situazioni in cui le donne si tirano indietro e proprio non ce la fanno, però vedo anche situazioni in cui, soprattutto nelle coppie più giovani, anche coppie più giovani rispetto alla mia età, insomma, vedo cioè una diversa cultura nella responsabilità familiare, uomini che sono maggiormente presenti, quindi ecco, voglio essere ottimista su questo aspetto. Certo, non mi nascondo che ci saranno grandi difficoltà comunque per molte, forse per la maggior parte di noi. Sì, guarda, è una situazione veramente che ci lascia un po' col fiato sospeso perché appunto l'emancipazione femminile attraverso la libera professione è una delle chiavi occupazionali più importanti di questi ultimi anni perché non ci sono vere e proprie politiche del lavoro a favore delle donne. Il ragionamento che ti chiedevo, che volevo un po' sentire dal tuo punto di vista, in attesa vediamo se Lucia Perina riesce di nuovo a collegarsi. Siamo anche a una data importante, quest'anno sono 50 anni dallo Statuto dei lavoratori, il 20 di maggio ricorre proprio questo importante anniversario. Fatalità, il destino ha voluto che lo si vivesse in questo contesto sociale. Il problema è se
sarebbe da riscrivere un po' questo statuto, perché effettivamente vediamo che l'economia digitale sta avendo sempre più presa e importanza ed è uno degli asset fondamentali del modo di concepire il lavoro oggi, a fronte appunto di questa reazione del mondo della libera professione, poi degli strumenti di smart working invece per i lavoratori messi a distanza dalle aziende. Secondo te che contributo si potrebbe dare? Cioè è necessario dal tuo punto di vista, proprio come lavoratrice, al di là che tu non sia dipendente di un'azienda, di ripensarlo un po' questo statuto? Vorresti che si allargasse come concetto di fondo? Ma il momento è favorevole per ripensare un po' tutto il sistema delle tutele, che ha dimostrato appunto i buchi in questo momento. Bisogna, secondo me, è necessario ripensarlo soprattutto in ottica di omogenizzazione delle tutele, perché abbiamo visto in particolare in questi giorni proprio che esiste tutta una fascia, un'ampia fascia di lavoratori che non sono tutelati, cioè non vengono considerati nemmeno lavoratori, e mi faccio riferimento appunto a tutte le persone, tutti i lavoratori che non hanno ottenuto nemmeno il bonus dei 600 euro. Sono figure ad esempio che lavorano in campo culturale, artistico, tutte quelle figure che lavorano in regime di diritto d'autore, chi lavora facendo stage in maniera continuativa, chi lavora con collaborazioni continuative, sono tutte figure di non lavoro. Quindi ecco, secondo me si dovrà procedere a un ripensamento del sistema di tutele che comprenda veramente tutti i lavoratori. Sì, in effetti, Fabiana, coinvolgiamo Lucia, che forse non ha percepito la parte iniziale della domanda. Lucia, oggi festeggiamo mezzo secolo del statuto dei lavoratori, oppure iniziamo a riscriverlo domani? No, beh, lo statuto è stata una conquista e dovremmo tenercelo ben stretto, perché lo statuto è una legge. I protocolli che noi abbiamo oggi sulla sicurezza non sono legge, ed è questa la grande difficoltà, non fare accordi nazionali che siano vincolanti e dove la vigilanza sia garantita dallo Stato. Per cui dobbiamo tenercelo ben stretto. Al limite lo dobbiamo modificare, rendere flessibile verso diverse opzioni, che siano quella della garanzia del lavoro, ma soprattutto di comprendere che nel frattempo il mondo del lavoro è cambiato e vanno ricomprese garanzie allargandole a tipologie diverse contrattuali che oggi non sono neanche contemplate. Sì, Lucia, ti faccio una domanda che viene dal pubblico e poi chiudiamo. Una domanda molto specifica che riguarda proprio il mondo sindacale e dice così: come monitorare i luoghi di lavoro una volta iniziata la ripresa? Non tutte le attività produttive sono sindacalizzate, quindi la copertura del sindacato in tantissimi contesti lavorativi è ancora un argomento e forse lo sarà ancora di più. È proprio centrata la domanda di questo ascoltatore. La nostra preoccupazione è questa qua, infatti, perché laddove è presente una base organizzata sindacale è faticoso, è difficile, a volte ci prendiamo a tirare i capelli, però si riesce come dire, a riscontrare un problema, lo si segnala eventualmente alle autorità, ma le autorità di vigilanza che possono sanzionare sono comunque gli istituti preposti, quindi lo SPISAL su tutti. La vera preoccupazione è quella di centinaia, migliaia di aziende che nel nostro sistema produttivo territoriale non hanno una base organizzata, cioè vuol dire, noi magari abbiamo un iscritto, 2 iscritti, ed è del tutto evidente che in questa situazione, guardate, la preoccupazione di perdere il posto di lavoro e quindi di subire anche a volte le intimidazioni c'era anche 3 mesi fa. Non è un caso che oggi alziamo il tiro sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori, perché comunque anche 3 mesi fa Verona purtroppo aveva, come dire, il primato della città dove morivano più persone sul lavoro. Ecco che oggi a tutti i lavoratori, le lavoratrici, ma ai cittadini, io veramente raccomando di usare la testa, di avere buon senso. Non siamo contro lo Stato, non siamo contro di noi, agiamo anche con un minimo di prudenza individuale. Laddove riscontriamo qualcuno che viaggia per le strade con la mascherina, non è che dobbiamo fare i poliziotti noi, vero? Noi dobbiamo far intervenire chi è deputato a farlo. È chiaro, se mi è permesso, non so quanto tempo ho, ma lo dico al volo, in tutto questo c'è un aspetto, mi preme dirlo, che sono le donne. Le donne, perché saranno quelle che subiranno l'ennesima sconfitta quando c'è una crisi. Parliamo dei congedi parentali che valgono 388 euro per chi ha uno stipendio lordo di 1.400 euro. È evidente che se uno dei due coniugi o congiunti, come li chiama Conte, deve stare a casa, sta a casa la donna, perché è la donna che ancora nel 2020 deve lavorare 3 giorni confronto a un giorno che lavora un uomo. Quindi è chiaro che nella disparità retributiva e del riconoscimento del merito e delle professionalità sarà purtroppo ancora la donna che rimarrà a casa, rinunciando a una sua individualità e una sua indipendenza, con tutti i rischi connessi delle donne che stanno a casa obbligate dentro una famiglia, insomma, dove ci sono problemi di convivenza, di stare insieme con la propria, insomma, non voglio dire altro perché scateneremo altre ore di trasmissione. Sì, Lucia Perina, grazie infinite, l'allarme lo abbiamo sollevato, purtroppo non diamo segnali positivi per quello che stiamo vivendo, ma almeno teniamo gli occhi aperti e non facciamoci tanto sedurre da facili soluzioni, perché soluzioni facili in questo momento non ci sono. Io ringrazio Lucia Perina, segretario generale di Verona della UIL, grazie per aver partecipato, aver dato il suo tempo prezioso, importante. Ringrazio anche... Ringrazio Nadia Pace, portavoce di ACTA Verona, per aver partecipato a questo colloquio. Io saluto anche Paolo Sacchi perché è stato la mia spalla fondamentale in questa chiacchierata. Ringrazio soprattutto voi per averci seguito, nonostante la giornata, diciamo, festiva in qualche modo. Vi lascio un invito, anzi domani ci siamo di nuovo 13:31. Abbiamo un collegamento un po' da distante, andiamo a Wuhan, là nell'epicentro del Covid-19, perché c'è un'italiana che vive, ha deciso di restare lì e ha deciso di parlare con noi. Ma se mi permetti, a proposito del 1° maggio, e abbiamo avuto una illustre sindacalista, parleremo anche con un illustre sindacalista lunedì, quello dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi. Per il mondo del calcio è un momento, tra virgolette, rovente, quindi avremo tanti altri appuntamenti anche durante il fine settimana. Esatto, quindi continuate a seguirci. Arrivederci, buon 1° maggio.